Oggi nel nostro piccolo salottino siamo in compagnia di un amico, di un collaboratore da tanti anni qui a Due Chiacchiere in Cucina in qualità di sommelier, di assaggiatore, di docente, ma oggi in una carica molto importante che è quella di presidente di AIS Veneto, Associazione Italiana Sommelier per quanto riguarda il Veneto. Benvenuto Giampaolo Breda, veramente benvenuto tra di noi. Grazie. Come va? Ma direi bene, siamo ripartiti bene, quindi tutto procede. Insomma, è una cosa molto importante, il tuo ruolo AIS Veneto che veramente da molti anni si prodiga per insegnare, per promuovere, per far conoscere questa grandissima eccellenza che è il vino, non solo italiano ma anche il vino estero. Però oggi con te volevamo parlare di un'iniziativa molto importante. Come vedete sopra il nostro tavolino c'è Alba Vite. Ok, questa scatola meravigliosa, questo vino, questa bottiglia di vino, ma cos'è Alba Vite? Beh, allora tu ormai ci conosci perché AIS Veneto è presente da tempo, insomma, in trasmissione. È quell'associazione che si occupa come finalità dell'abbinamento cibo-vino, la valorizzazione del mondo enogastronomico, anche la formazione di figure professionali, ma tra gli obiettivi c'è anche quello di fare del bene. E quindi Alba Vite non è altro che un progetto solidale che ormai da più di 10 anni portiamo avanti con successo anche, perché alla fine all'interno di questa scatola c'è una bottiglia, un formato grande, un magnum. Ed ecco che questa Alba Vite dà un po' il senso della vita, della rinascita, della bellezza anche. E quindi vendiamo dei formati grandi di queste bottiglie, questa Alba Vite, per aiutare delle associazioni ogni anno diversa. E quindi cerchiamo di fare del bene e assistere, aiutare persone magari meno fortunate di noi. Certo, quindi anche ecco, perché il vino unisce, no? E questo credo che sia un pretesto meraviglioso per fare del bene in questo caso. Assolutamente, sì. Ma che gusto ha? Cioè che vino è? Che gusto ha? Ce lo descrivi un po', essendo sommelier, è un allora, piacere. certo. Allora Leo, il gusto ovviamente chiesto a un sommelier si rifà a quella che è la parte visiva, olfattiva, gustativa. Ti posso dire che è certamente equilibrato, in una grande freschezza, servito naturalmente alla temperatura giusta, che sarà una temperatura comunque bassa, di grande complessità e piacevolissima persistenza. Quindi un gusto buono, ma credo che il gusto per questo formato di bottiglia sia proprio il gusto di fare del bene, quindi l'idea di brindare ad una festa, poi la bollicina si presta particolarmente per i momenti di festa, e sapere che allo stesso tempo, oltre al piacere della beva, anche hai il piacere proprio di fare del bene. Questa è una cosa meravigliosa, veramente. Allora, cerchiamo di capire un po' le coordinate, perché ovviamente ognuno di voi può avere questa bottiglia in questo formato prestigioso, che può essere anche un regalo di Natale, meraviglioso, insomma tra poco ci sarà il Natale, o comunque un regalo per segnare anche un minimo di presenza da questo punto di vista. Allora, come si fa per accaparrarsi questa meravigliosa Alba Vite? Allora, diciamo che le strade sono due. Allora, ovviamente noi abbiamo i nostri soci che nei corsi possono prenotare tranquillamente la bottiglia e ritirarla direttamente ai corsi. L'altra via è attraverso l'e-commerce, quindi abbiamo un canale che si trova all'interno del sito www.aisveneto.it in cui tranquillamente uno può farsi recapitare a casa il magnum e tenerlo, come dicevi, chiaramente anche per regalo di Natale. A volte non si sa che cosa regalare, no? Quindi è un ottimo regalo e l'idea di fare del bene può essere. Allora, un'iniziativa importante, un'associazione prestigiosa, quindi garanzia di grande qualità di questo prodotto, ma soprattutto della voglia di fare del bene, il gusto di fare del bene. Grazie Giampaolo Breda, Grazie. presidente di AIS Veneto, noi torniamo in cucina.